Sono le 8, puntualissimo come sempre il nostro governatore del Veneto Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, volevo tanto chiederle come è andato l'incontro a Roma sulla questione ANAS. È stato interlocutorio, nel senso che abbiamo portato un po' di istanze dal Veneto, ovviamente anche della provincia di Belluno. Scusate. Prego. E le allergie. È stato interlocutorio, però abbiamo parlato di Coltrondo, abbiamo parlato della necessità di mettere in sicurezza le strade, penso all'Alemannia, rispetto al tema delle frane, a tutti questi temi. Alla fine ne uscirà, come dicono i tecnici, una sorta di short list, di una lista delle priorità. Sì. Spero che il governo assecondi questa nostra visione. Proprio notizia di oggi che l'ANAS pare non abbia alcun piano per realizzare un'alternativa all'Alemannia. Non è una novità, l'alternativa all'Alemannia non è una novità, non è in programmazione, del resto quando tu hai una strada che ha quelle difficoltà, buon senso vuole che o proponi un'alternativa o proponi una grossa, importante messa in sicurezza. Delle due l'una. La verità è che in questo caso non abbiamo né la prima neanche la seconda. Si parla anche di progetti definitivi che naturalmente non nell'immediato, quindi non ci sono proprio. Insomma. Guardi, allora, stante lo stato di programmazione, penso che opere che si vedono in carne ed ossa, grandi infrastrutture, prima di 5-6 anni non si vedono. Sì. Quindi bisogna lavorare su due piani, quello della grande infrastrutturazione, ma da subito sulle messe in sicurezza dove serve. Per capirci, sì. Santo Stefano di Cadore, bisogna finanziare la galleria che vedremo realizzata forse tra 5, 6, 7 anni, sì. Ma nel frattempo mettere in sicurezza la statale con i paramassi e tutto quello che serve. Senta, novità invece per quanto riguarda questo accorpamento che si dice, questura, vigili del fuoco in modo particolare che preoccupa non poco qui su. Ha ragion veduta, nel senso che il tema dell'accorpamento dei vigili del fuoco, io penso che i presidi sul territorio ci vogliono, poi io non conosco il progetto nei dettagli, perché se si tratta di accorpare un ufficio dirigenziale mi può anche trovare d'accordo che lo mettano a Belluno piuttosto che a Treviso o ne mettano uno solo in Veneto. Ormai con le tecnologie si fa tutto. Chi è che si chiede mai dove è il centralino in carne ed ossa del 118 piuttosto che del 115? Sì. La verità è che a noi cittadini interessa avere i camion che portano l'acqua e gli uomini sul territorio. Questo dobbiamo pretendere. Parliamo anche delle centraline, insomma, c'è chi dice tanta acqua dal cielo e intanto ce la prelevano dai fiumi e dai laghi. Questo è un eterno problema, c'è il tema dello sfruttamento per la formazione, per la produzione di energia elettrica, quindi lo sfruttamento per l'idroelettrico, il tema della presenza dell'acqua nei laghi, penso che sia eclatante. Un lago che ormai conosciamo tutti perché a volte è veramente quasi prosciugato, quello di Santa Croce, e il tema anche dell'utilizzo a valle di questa fonte. Sì. Dobbiamo trovare un equilibrio. Le dirò che la verità sarebbe anche scavare i nostri invasi. Sì. Forse quando si sono autorizzate le concessioni, molti, direi quasi secoli fa, perché non è una polemica contro nessuno, perché quando è stato autorizzato che sia una concessione su uno dei nostri laghi per la produzione di energia, penso fosse nel dopoguerra o giù di lì, ecco, forse allora valeva la pena anche di imporre al concessionario la pulizia, cioè di imporla proprio per legge, in maniera tale che oggi non ci vengano a dire che i laghi sono pieni a metà di detriti. Cavoli, quei detriti si sono fermati perché avendo una diga non vanno giù più naturalmente verso il mare, ma si fermano e diventano un deposito. Di qui a questo passo, ovvio che i laghi si riempiranno di terra e di detriti finché non invaseranno più acqua. Senta Presidente, come ha trovato Roma? È così come ce la illustrano? Malmessa? Roma è sempre malmessa, ma non per colpa dei romani. Vedete anche la polemica di oggi, abbiamo un sindaco che dice di voler andare nuovamente negli Stati Uniti per incontrare il Papa, per carità.
Sì. Incontro col Papa non si nega a nessuno, ma il sindaco di Roma che ce l'ha a San Pietro, però per carità non faccio polemiche perché non voglio fare polemiche. Dico che Roma ha bisogno di una guida forte, però altrettanto è vero che anche i cittadini poi si devono adeguare, questo dobbiamo dire fino in fondo, perché poi l'andazzo lì è un andazzo generale, cioè c'è molta brava gente, questo è da dire, però il sistema ormai è comunque un sistema che si è consolidato negli anni, è un sistema, io non dico di malaffare, è un sistema di mala gestione, perché non si vede, sì, insomma, basta guardare i numeri che le cronache ogni giorno riportano su aziende pubbliche o quant'altro, quando si dice è piena di lavoratori rispetto agli standard nazionali quell'azienda pubblica, bene, ma quei lavoratori sono dei cittadini, ma sono stati assunti col sistema clientelare, bene, vuol dire che siamo dei cittadini che si sono fatti assumere col sistema clientelare, c'è anche questo, c'è un fatto anche etico poi alla fine, no? Credo proprio. A proposito, Volkswagen che paga per i test truccati, questo crollo in borsa di cui non so se ha seguito o di cui parlano tutti i giornali oggi. Sì, crollo del 20%. Penso, mi permetto di dire che intanto crolla un totem, che è quello che i tedeschi fanno sempre le robe perfette, non è proprio così, anche se le macchine le fanno bene, non c'è niente da dire. Sì. Insomma, se la Germania ha guadagnato mercati a scapito anche di molte case più domestiche, è perché negli anni passati comunque ha saputo fare auto che si rompevano di meno, diciamolo in maniera molto stradale, duravano di più e tecnologie molto più avanzate. Non dimentichiamoci che Volkswagen, BMW e anche Mercedes sono stati grandi innovatori. Adesso mi diletto a dire che penso che il primo 4x4 sia uscito dall'Audi o giù di lì, insomma, nelle berline. Sì. Ovvio, se hanno sbagliato pagano, appunto, funziona così, non c'è niente da dire. I test sono cose serie, anche perché stiamo parlando di inquinamento, non stiamo parlando di robe da poco, stiamo parlando di emissioni. Ovviamente c'è una tesi contrapposta a un'altra tesi, staremo a vedere chi ha ragione. Senta, costa andare a scuola? Stavamo facendo due conti sui libri, su tutto quello che è il corredo anche scolastico. Non è che proprio costi 2 cifre? Pesa sulle famiglie? Sì, pesa soprattutto sulle spalle dei bimbi lo zaino. Io mi chiedo cosa debbono ancora comprare questi ragazzini e li potremmo mandare poi sull'Everest a fare gli Sherpa, perché ormai sono talmente... ma basterebbe... penso a quelli dei ragazzini in montagna, addirittura hanno anche... il tema dell'alta montagna nella camminata, finiamo a riempire gli zaini di questi bimbi. Ma scusate, noi abbiamo sfornato premi Nobel non 100.000 anni fa, qualche anno fa, che hanno studiato pochi anni fa alle loro scuole elementari o medie o superiori, avendo delle cartelle con un libro, 2 libri. Non so, o questi prendono 10 Nobel a testa perché non si... se la proporzione dello studio è il quintalaggio di roba nello zaino, l'unica roba che posso dire io da Presidente della Regione è che una roba è certa, che avremo un sacco di spese sanitarie per quelle schiene. Ed è scandaloso. Nessuno si pone questo problema. Guardate i bimbi come camminano, sono tutti col baricentro buttati in avanti perché altrimenti gli zaini li stendono indietro. È una roba scandalosa. Rischiano la scoliosi. A proposito di scuole del nord, proseguono i disagi perché mancano i professori che dovrebbero salire dal sud, no? Ma guardi, io ho sentito un dato, ve lo dico, me lo metto lì da verificare. 600 presidi in più in Campania, da verificare il dato, lo sottolineo, però me l'ha detto ufficialmente, insomma, le parti sociali. In Veneto abbiamo 200 presidi in meno rispetto ai posti da coprire. Allora non si possono sbagliare le programmazioni in questa maniera. Vuol dire che tu hai fatto più concorsi di posti che avevi in una regione e ne hai fatto di meno dei posti da coprire l'altra. È inevitabile che poi dal sud debbano venire al nord o viceversa, insomma. Certo. Ma io penso che sia fondamentale che invece si dia prima risposta ai nostri insegnanti del territorio, come ai nostri studenti del territorio quando chiedono le borse di studio, come insomma, c'è un fatto anche identitario, non vuol dire essere contro gli altri cittadini, per carità, però prima penso sia più corretto dar modo a 200 presidi che ancora non sono presidi veneti di diventare presidi e occupare quelle 200 cattedre. E dopodiché i 600 presidi in più del sud, visto che avranno sbagliato questa programmazione, li andranno a distribuire pian piano nelle loro regioni. Ma non è che funziona sempre come 40 anni fa, che tutte le scuole
avevano insegnanti ma non erano del posto. Nulla contro gli insegnanti da fuori, però dico, sarà pur vero che dobbiamo dare anche da vita a una classe di dirigenti della formazione veneta, oppure no? Tra l'altro poi teniamo conto anche dei costi, perché uno che viene da fuori deve trovarsi una casa, un alloggio da pagare. Sì, ma guardi, il problema si risolve velocemente perché gli danno la cattedra, non si presentano, poi arrivano, fanno un po' di... Cioè, nessuno si è chiesto, io dico, ma il governo dov'è? Perché non si fa una verifica di quanti certificati medici abbiamo il giorno dell'apertura delle scuole? Allora io dico, bene, non riuscite a dare, ma facciamo i controlli, mandiamo anche dei medici che li hanno fatti questi certificati, ma sarà possibile che il primo giorno di scuola sia pieno di certificati medici? Cazzo, a questo punto, scusate l'espressione, faremo l'apertura delle scuole a sorpresa, così cercheremo di capire quanti ne becchiamo a sorpresa. Non è possibile che l'invito al Ministro della Pubblica Istruzione, fate i controlli a tappeto, invece di rincorrere i miei studenti, i pensionati nei vigneti durante le vendemmie, andate a vedere sta gente, perché tutti si ammalano il giorno dell'apertura delle scuole. È scandaloso. Tra l'altro anche in prossimità delle vacanze, devo dire. Sì, è scandaloso. Allora, se ha sbagliato il medico, si pulisce anche il medico, gli si toglie l'ambulatorio, gli si toglie l'esercizio della professione, ma stiamo scherzando? Allora, Presidente, parliamo anche di pensioni, poi ci salutiamo. Pensione anticipato, piano del governo, però ci sono molte critiche anche qui. Guardi, io ho letto, però stiamo leggendo di una notizia che è ancora molto in fieri, come si dice, cioè molto nebulosa, non si è ancora capito questo 10% in meno per le donne di 62-63 anni, non si capisce ancora bene. Staremo a vedere. Una ratio, per carità, di base, ma proprio detta così, può esserci positiva, che è quella che i posti abbandonati, diciamo, da chi decide di andare in pensione verranno in teoria occupati dai giovani, questo potrebbe essere positivo. Dall'altro è da capire bene che poi i neopensionati, non baby, i neopensionati non vengano bastonati, cioè si capirà. Poi per carità è pur vero che ci sono nelle famiglie, magari le persone che vorrebbero andare in pensione con lo sconto, perché magari hanno condizioni familiari, insomma non sono tutti presi male, c'è anche chi magari può vivere del suo e comunque ha una carriera professionale e dice ma sì, io vado con lo sconto, oppure ai nipotini dice i 500-600 euro che mia figlia risparmiano di babysitter valgono molto di più dello sconto e quindi mi farò dare, cioè, ci può essere anche chi sta male ed è stanco di lavorare, perché io penso sia scandaloso obbligare la gente a lavorare fino a 70 anni. Già, bisogna tener conto anche che i tempi sono cambiati, è vero, però insomma. Io ho visto le mie tabelle, cioè, in base alla mia età, il mio livello contributivo, ho 69-70 anni. Cioè, se uno si è fatto tutta la vita lavorativa in fabbrica, in catena, o fa lavori usuranti, penso chi lavora nei cantieri edili, nelle industrie di stampaggio metalmeccanica, insomma non possiamo pretendere che dopo i 60 anni uno resti ancora lì, cioè non funziona così. Grazie Presidente, a martedì. Grazie a voi, buon lavoro, grazie.